Giornale radio della Puglia. Record di contagi e ricoveri, l'allarme rosso, dal pomeriggio riprendono somministrazioni del vaccino AstraZeneca dopo il via libera dell'EMA, si ricomincia con le forze dell'ordine, perse 15.000 somministrazioni in 3 giorni ma siamo pronti a tornare a pieno regime, dice l'assessore Lopalco. Viene da Biccari uno degli alberi piantumati nel Parco della Memoria di Bergamo, inaugurato dal Presidente del Consiglio Draghi nel giorno del ricordo delle vittime da Covid. Il futuro dell'acciaio dopo il tavolo al Mise, i sindacati si autoconvocano per il 26 marzo, non si allenta la morsa della crisi sullo stabilimento di Taranto. La guerra del pomodoro tra Puglia e Campania, la regione è pronta a opporsi alla richiesta di riconoscimento IGP del pomodoro pelato di Napoli. 7:18 minuti di venerdì 19 marzo, buongiorno da Annalisa La Selva in studio, da Antonio De Pinto in regia, benvenuti a questa prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia. Potrebbero riprendere già nel pomeriggio le somministrazioni del vaccino AstraZeneca sospese da lunedì, sono circa 15.000 quelle da riprogrammare. Dopo il via libera dell'EMA atteso per oggi, lo che è ufficiale dell'AIFA che a mezzogiorno ha convocato una conferenza stampa con il Consiglio Superiore di Sanità. Intanto è record di contagi e di ricoveri nelle ultime 24 ore. 27 i decessi Covid dichiarati nel bollettino regionale, il bilancio più pesante nella provincia di Taranto, 10 morti, 1.800 i pugliesi in ospedale a causa del virus, 220 in terapia intensiva. Con i 2.082 nuovi casi registrati il totale dei positivi sale a 40.500, un residente su 100 è alle prese col coronavirus. È il risultato dei comportamenti tenuti durante il periodo della zona gialla. Il commento dell'assessore alla salute Lopalco fa ben sperare un lieve calo della letalità. La sanità regionale attende indicazioni dal Ministero della Salute sulla ripresa delle vaccinazioni sospese lunedì. La Procura di Bari indaga sui costi del reparto Covid attivato presso la Fiera del Levante. Presso la Regione la Guardia di Finanza ha acquisito i documenti su gare e appalti. Gaetano Prisciantelli, TGR Puglia. Sul fronte vaccini un taglio di circa 5.000 dosi Pfizer nella fornitura per la Puglia di lunedì prossimo costringerà le ASL a dover rivedere i propri piani. L'azienda sanitaria foggiana ha già comunicato che potrebbero esserci variazioni negli appuntamenti per le somministrazioni. Resta prioritaria la somministrazione della seconda dose alle persone oltre ottantenni, si legge in una nota. Spiegano ancora dalla ASL che sta contattando telefonicamente le persone interessate per fissare un nuovo appuntamento. E con l'aumento dei contagi aumenta la pressione sugli ospedali. La Regione Puglia sospende le attività di ricovero non urgenti negli ospedali pubblici fino al 6 aprile, ma non quelle nelle strutture private accreditate. Tutti gli sforzi del sistema sanitario nelle prossime settimane saranno concentrati sul Covid e quindi tutti gli altri ricoveri saranno bloccati fino al 6 aprile, ma questo non significa rinunciare alle cure. Il sistema pubblico garantirà l'essenziale, ovvero la normale attività ambulatoriale e gli interventi urgenti non differibili, i codici rossi che provengono dal pronto soccorso, l'intervento immediato in caso di infarto, ictus e grandi traumi, patologie la cui guarigione dipende dal fattore tempo. Confermati i ricoveri elettivi oncologici e non oncologici, cioè quelli programmati in base alle scelte dei medici su una scala di priorità e di urgenza. Non è invece consentita l'attività in libera professione intramoenia in regime di ricovero per non intralciare la gestione dei pazienti Covid. Se il sistema pubblico dovrà razionalizzare l'attività, almeno fino a quando i dati epidemiologici non saranno ritornati al di sotto dei livelli di allarme, la sanità privata resta aperta senza alcuna limitazione. Screening di routine, accertamenti periodici, esami strumentali e ricoveri di qualsiasi tipo possono essere effettuati in tutti gli ospedali e nei poliambulatori privati, molti dei quali convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Maria Grazia Lombardi, TGR Puglia. C'è un tiglio donato dal comune di Biccari sui Monti Dauni tra gli alberi piantumati nel Parco della Memoria di Bergamo, inaugurato dal Presidente del Consiglio Draghi nel giorno del ricordo delle vittime del Covid. Da Biccari, Monti Dauni, Puglia, arriva il primo albero piantato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nel Bosco della Memoria di Bergamo. Quasi un passaggio di testimone con Giuseppe Conte, il premier della prima fase della pandemia, anche lui un figlio della Daunia. Il tiglio, simbolo della longevità, donato da un piccolo comune che ha pochi abitanti ma tanti emigrati in Lombardia e in altre zone più ricche. Oggi, come ieri, da nord a sud, l'Italia è unita dal dolore e dal ricordo dei 103.000 caduti nella giornata nazionale delle vittime del Covid. Medici, infermieri, forze dell'ordine, cittadini, padri e madri di famiglia, nonni, figli, nipoti. Con loro ricordiamo tutte le vittime della pandemia e ci stringiamo alle loro famiglie.
In Puglia le vittime del Covid sono quasi 4.400, tra queste 15 medici. Il primo ad andarsene Antonio Magherino, 60 anni di Foggia, l'ultimo Ubaldo Amati, 65 anni di Locorotondo. Il presidente nazionale dell'Ordine dei Medici Filippo Anelli. Si è sacrificato pur facendo il medico di famiglia, ha deciso di intervenire nel focolaio della RSA a Locorotondo, lì dove poi si è infettato. Ricordare per costruire, una giornata di dolore ma anche di speranza. Dai vaccini un segnale importante in questo senso. Nonostante l'aumento dei contagi e delle vittime, tra chi si è vaccinato, vedi appunto i medici, il numero dei decessi si è ridotto dell'80%. Sergio De Nicola, TGR Puglia. È durata un'ora la riunione del tavolo sul futuro dell'acciaio convocato al Ministero dello Sviluppo Economico, presenti anche il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e del Sud Mara Carfagna. Ambiente, occupazione e produzione tra gli obiettivi fissati. Presenti anche i vertici di Cassa Depositi e Prestiti di Invitalia. I sindacati metalmeccanici annunciano l'autoconvocazione per il 26 marzo e intanto non si allenta la morsa della crisi sullo stabilimento di Taranto. Il 2021 doveva essere l'anno del rilancio produttivo, del rientro al lavoro dei cassaintegrati e dell'ingresso dello Stato nell'acciaio, nel capitale del gruppo ArcelorMittal. All'intesa dello scorso dicembre per l'ingresso di Invitalia nulla ancora si è concretizzato. Intanto la sentenza del Consiglio di Stato ha detto no alla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento tarantino, richiesta dal sindaco Melucci. Resta l'incertezza del futuro produttivo e occupazionale del siderurgico. Dal 29 marzo è stata annunciata da ArcelorMittal una ulteriore tranche di cassa integrazione di 12 settimane per 8.100 dipendenti ed è ancora sospeso il destino dei 1.700 lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria e che in attesa di soluzione definitiva nel decreto sostegno è inserita l'integrazione salariale. C'è poi il mondo dell'indotto con i ritardi dei pagamenti e aziende costrette a chiudere perché Mittal non rinnova i contratti. L'associazione Genitori Tarantini inoltre, nel corso di un incontro con il prefetto Demetrio Martino, ha sottolineato la necessità di un piano di evacuazione, in particolare per le famiglie che vivono a ridosso del siderurgico, in caso di incidente rilevante nello stabilimento. FIM, FIOM, WILM e USB, proprio sul fronte della prevenzione incidenti in fabbrica, chiedono ad ArcelorMittal un incontro urgente perché vi è un numero elevatissimo di carri siluro pieni di ghisa proveniente dagli altiforni e tale condizione impiantistica, denunciano i sindacalisti, determina elevatissimi profili di rischio per le persone e per l'ambiente. Mimmo Spina, TGR Puglia. E sarà proprio la ministra per il Sud Mara Carfagna, presente all'incontro al Mise, a coordinare il tavolo istituzionale permanente per Taranto, incaricato di realizzare il contratto istituzionale di sviluppo. Lo prevede un decreto del Presidente del Consiglio nell'ambito degli incarichi per la gestione dei fondi sviluppo e coesione del periodo 2014-2020 e per la programmazione di quelli relativi al periodo 2021-2027. Carfagna eredita l'incarico dal sottosegretario Mario Turco. La Regione è pronta a opporsi alla richiesta di riconoscimento IGP del pomodoro pelato di Napoli, che il Ministero ha già valutato positivamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 marzo. Stiamo istruendo il fascicolo, non arretreremo nemmeno di un millimetro, dice l'assessore alle politiche agricole della Regione Puglia Donato Pentassuglia, che evidenzia come nel Foggiano si concentri il 90% della produzione nazionale del pomodoro lungo. E restiamo in ambito agroalimentare, un distretto del vino di qualità per dare forza alle imprese del settore e favorire ricerca e innovazione. L'iniziativa conta già sull'adesione di una cinquantina di produttori dell'Università del Salento e del Consiglio per la ricerca in agricoltura. Nell'ambito del comparto agroalimentare un distretto specifico come quelli già attivi del grano, dell'uva da tavola, dei fiori. Anche il mondo del vino di Puglia punta a dotarsi di un'organizzazione più moderna. 51 le aziende, 4 i consorzi di tutela, il centro ricerche CREA, l'Università di Lecce e la CIA hanno costituito un primo nucleo per favorire la nascita del distretto del vino, a cui potranno aggiungersi nuove adesioni. Un soggetto che dopo il riconoscimento da parte della Regione punta ad essere il principale interlocutore per indirizzare le scelte sulle articolate questioni riguardanti il comparto dell'enologia di qualità, con i marchi DOP, GT, Bio, riconosciuti a livello europeo. Programmazione su tutte e poi ricerca, formazione, promozione tra le attività prioritarie che comprendono anche l'indirizzo di fondi regionali ed europei. Michele Peragine, TGR Puglia.
Sport, calcio, rinviata la partita Monopoli-Palermo prevista per sabato prossimo a causa di un focolaio Covid in evoluzione nella società del Monopoli. Lo annuncia la Lega Italiana Calcio Professionistico. La gara è stata rinviata a data da destinarsi. E prima di salutarci sentiamo che tempo farà nel weekend. Buon venerdì a tutti da Alex Guarini di Rai Pubblica Utilità. Nel corso di oggi una tregua temporanea del maltempo interesserà la Puglia, almeno fino al pomeriggio, con sole alternato al passaggio di nubi alte e sottili, inizialmente di scarsa consistenza. Poi nel corso della serata la nuvolosità tenderà gradualmente a intensificarsi e aumenteranno anche le precipitazioni, in particolare sui Monti Dauni. Qui assumeranno anche carattere nevoso a partire dai 600-700 metri di quota. Nelle ore successive questa nuvolosità si estenderà poi al resto della Puglia, favorendo un progressivo peggioramento del tempo nelle ore notturne. Temperature stazionarie, massime che oggi non andranno al di sopra degli 11-13 gradi, le correnti deboli variabili, mari per ora poco mossi su tutti i settori, tendenti progressivamente a rinforzarsi i venti da sud-est, quindi da scirocco, nel corso della notte. Con questo è tutto da Rai Pubblica Utilità. Su informazioni dell'Aeronautica Militare, appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia. Il prossimo appuntamento con l'informazione regionale è a 12:10, sempre sulle frequenze di Radio 1, ma potete continuare a seguire l'informazione della TGR Puglia anche sul nostro sito web www.rai.it/TGR Puglia. Da Annalisa La Selva in studio e da Antonio De Pinto in regia, a tutti l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio della Puglia.